quindi qua un po' riassunto, insomma, la creatività del sistema itinerario, una creatività che dà benefici al fruitore, che ovviamente sviluppa il suo personale creativo all'interno di un'esperienza turistica particolare, benefici all'interno della rete dei partner che formano, ma questi benefici poi arrivano al territorio, quindi si crea un beneficio complessivo che deve essere la valorizzazione culturale, ma lo sviluppo economico del territorio a partire dal basso. E quindi la trasformazione del fruitore avviene in un contesto specifico. Il fruitore deve imparare qualcosa di nuovo, vuole imparare qualcosa di nuovo, vuole fare qualcosa di nuovo, vuole essere protagonista. E quindi l'esperienza deve essere coinvolgente e memorabile. Il turista deve tornare a casa e raccontare ed essere contento di aver fatto quell'esperienza specifica. E allora noi proponiamo un turismo di comunità. Si parte dal basso, l'approccio bottom up, quella comunità specifica di quel territorio, quali sono i suoi bisogni. Bisogna analizzare, capire quelli che sono i bisogni della comunità, perché la comunità aiuta a realizzare un prodotto turistico di qualità. È la comunità per prima che deve essere consapevole del proprio patrimonio culturale e trasmetterlo alle giovani generazioni, ma trasmetterlo anche ai turisti. Turismo con la comunità, quindi coinvolgere la comunità nello sviluppo di un prodotto di turismo e turismo nella comunità, nel senso che il fruitore che arriva deve arrivare in punta di piedi, deve essere rispettoso della comunità locale, dei suoi valori e saperli cogliere. Qui vedete nelle immagini un esempio che è il Mosaic Center di Gerico. Quindi noi abbiamo un centro di interpretazione del patrimonio a Gerico. Qui vedete la comunità locale è una comunità molto povera, quindi i giovani avevano problemi a trovare lavoro, così come le donne. Allora all'interno di questo centro di interpretazione, oltre a dei corsi di restauro dei mosaici romani che si trovano nel sito, sono stati fatti anche dei laboratori didattici che vengono proposti sia alle scuole sia ai turisti. E quindi i turisti sviluppano il proprio potenziale creativo all'interno della creazione, in questo caso, di mosaici antichi. Ma è stata anche uno sviluppo della comunità stessa, perché le donne hanno trovato lavoro non soltanto in questo tipo di attività, ma accanto è stata creata una sorta di casa accoglienza per i turisti. E quindi i turisti possono alloggiare vicino a questo centro e possono vivere, testare la quotidianità. Quindi mangiare prodotti locali, partecipare alle attività della comunità. Quindi c'è stata una crescita economica della comunità stessa. Le donne producono anche delle saponette che poi vengono vendute come souvenir ai turisti. Un turismo esperienziale, l'abbiamo visto molto bene anche nei casi precedenti, quindi il turista che ad esempio partecipa alla raccolta delle olive e poi alla produzione dell'olio, il turista che partecipa all'attività di pescaturismo e poi in questo caso partecipa a un'asta di pesce, attività educative, quindi di intrattenimento folcloristiche, che però non devono essere banali, non devono arrivare alla banalizzazione, ma devono avere sempre una coerenza, una correttezza scientifica di base. Il pescaturismo è importante perché il pescatore può anche aiutare il turista nella lettura del paesaggio costiero, nella conoscenza delle tradizioni legate alla marineria e alla pesca. Archeologia subacquea, attività di archeologia subacquea. Turismo lento e turismo responsabile, l'abbiamo già visto prima. Un turismo creativo, noi facciamo parte di una rete che è il Creative Tourism Network e dal 2000 siamo oggetto di studio da parte di questi due studiosi che hanno coniato per primi il termine turismo creativo e noi siamo stati inseriti come modello di turismo creativo, perché il nostro turismo creativo arriva ad essere questo, un turismo relazionale. I viaggiatori, i turisti, vanno in Sicilia sì per vedere le bellezze storico-archeologiche, per vedere i siti UNESCO, per provare l'enogastronomia di qualità, per vedere un mare straordinario. Ma i turisti vanno in Sicilia perché vogliono conoscere i siciliani e anche la quotidianità della Sicilia. Voi vedete in questa foto un signore che si chiama Pierfilippo Spoto. Lui viene definito dagli americani un local insider.
Lui è da 20 anni che fa turismo relazionale, ma non lo sapeva, soltanto quando l'abbiamo conosciuto gli abbiamo detto tu fai turismo relazionale, lui non lo sapeva, ma lui porta veramente tantissimi turisti, migliaia di turisti, in un paesino sperduto della Sicilia che si chiama Sant'Angelo Muxaro, ed è il paese d'origine dei Sicani, quindi è nell'entroterra dell'Agrigentino. E che cosa fa? Accompagna i turisti alla scoperta della quotidianità di questo piccolo borgo, che diventa in un certo senso un borgo hotel. E quindi i viaggiatori incontrano Angelo, il pastore dagli occhi blu, 25enne, che ancora porta avanti le attività di pastorizia dei suoi genitori, incontra un altro personaggio che fa partecipare i turisti nella mungitura, oppure incontrano questa signora che realizza un pane con la farina di tumminia, una farina molto antica che è stata reintrodotta, quindi che ha origine antica già nel mondo punico e poi romano e che è stata reintrodotta soltanto negli ultimi anni, e questa signora racconta come si realizza il pane in inglese perché è figlia di emigranti, ha vissuto all'estero per molti anni, e voi dovete vedere l'espressione assolutamente stupita di un turista inglese che arriva in questo paese sperduto e può parlare in inglese con la panettiera. Tutto questo, oppure si fanno dei trekking esperienziali e si arriva a questo teatro di Andromeda. Il teatro è stato costruito da un artigiano, uno scultore di Sant'Angelo Muxaro, che non fa lo scultore, è un allevatore di asine, però nel tempo libero scolpisce la pietra locale calcarenitica e in 30 anni ha realizzato quest'opera d'arte contemporanea in un paese limitrofo a Sant'Angelo Muxaro che è Santo Stefano Quisquina. Quindi i turisti arrivano qui, si trovano un paesaggio spettacolare, cioè un'opera d'arte in un contesto paesaggistico meraviglioso, e vengono proposte loro anche delle attività teatrali, quindi di solito al tramonto o all'alba, quindi un contesto particolarmente esperienziale e suggestivo. E possono anche conoscere l'artista e incontrarlo, conoscerlo e relazionarsi con lui. Tutto questo è nato perché Pier Filippo Spoto ha fatto un'indagine sui primi turisti che accompagnava, che arrivavano in questa zona, e ha analizzato le fotografie che questi turisti facevano. Non fotografavano soltanto i siti archeologici o gli oggetti o dei paesaggi, fotografavano i signori anziani che giocavano a carte fuori da un bar, fotografavano i pomodori essiccati al sole, fotografavano i panni stesi nelle case. Quindi hanno bisogno di conoscere la quotidianità, che per noi magari può essere scontata, ma che per loro non è così. Queste proposte di viaggio possono essere fatte in trekking, attraverso il trekking, quindi a piedi, in bicicletta, a cavallo, in jeep. Ogni turista, piccolo, individuale, piccoli gruppi. C'è una chiamata in questo. Grazie. Può essere compiuto a piedi con la pedalata assistita o meno, quindi ogni turista individuale, piccoli gruppi che siano, può scegliere il metodo di viaggio per scoprire questo territorio e può scegliere quali esperienze vivere. E quindi sono delle modalità di viaggio assolutamente a discrezione del turista, che in questo caso può davvero costruire la propria esperienza come vuole. Promuoviamo anche un turismo in plein air. Queste sono delle iniziative che stiamo sviluppando da alcuni anni, nel 2010 l'abbiamo fatto anche nel sud della Sardegna, in collaborazione con la rivista Plein Air. Penso che voi tutti la conosciate, è la rivista di turismo più venduta in Italia. È nata proprio indirizzata al segmento camperisti, ma in realtà oggi è acquistata da tantissimi turisti anche che non hanno un camper e che non fanno un tipo di turismo in plein air, perché propone anche degli itinerari di viaggio all'interno della rivista. Che cosa ci siamo inventati? Un plein air camper tour. Quest'anno l'abbiamo fatto in Sicilia, nel sud della Sicilia, e abbiamo fatto viaggiare con noi 20 equipaggi, 20 camper. Non so se avete in mente la lunghezza di una fila di 20 camper che si muove nelle strade siciliane. 40 persone più un bambino, il più anziano 81 anni, il più giovane 9 anni.
è stato un viaggio esperienziale, perché noi attraverso questa attività, questo tour di 8 giorni, in realtà abbiamo lanciato delle smartways, dei prodotti. Abbiamo lanciato delle antiche strade, la via Selinuntina, la via Ionica e la via Normanna, e l'abbiamo fatto attraverso delle esperienze. Ogni giorno questi camperisti che viaggiavano con noi hanno potuto incontrare, fare delle attività totalmente diverse, scoprire un territorio. Ma questa iniziativa è stata sostenuta anche dalla regione siciliana, da Assocamping e da Confindustria anche, e Confesercenti, perché in realtà noi abbiamo fatto parlare il territorio. Con noi hanno viaggiato anche 2 giornalisti di plein air, che quotidianamente scrivevano, seguivano il viaggio sui social, sui giornali online, 2 blogger siciliani che gestiscono uno dei siti più seguiti in Sicilia, compresi i social network, che è Everyday Sicily, e quindi anche un legame con i giovani in tempo reale, quindi fotografie di qualità, video di qualità, ma soprattutto tutto questo è stato possibile perché siamo partiti da una rete di operatori di qualità, i camping, che hanno accolto questa iniziativa e che hanno aderito a un'idea, cioè questi camping fanno parte di una rete, Rotta dei Fenici plein air. Sono camping di qualità, quindi c'è un disciplinare di qualità, non tutti i camping siciliani possono aderire a questa rete, ma ci deve essere una base da cui partire. E attraverso questa card, che noi abbiamo distribuito gratuitamente a questi partecipanti, ma che verrà lanciata anche attraverso la rivista e attraverso il Salone del Camper di Parma, i turisti che arriveranno al camping avranno diritto a determinate offerte, determinate proposte. I proprietari dei campeggi hanno seguito dei corsi di formazione come dire, hanno conosciuto il loro territorio in modo tale che loro stessi siano promotori del territorio e quindi autonomamente i camperisti che acquisteranno la rivista di plein air potranno viaggiare lungo queste vie e trovare quelle esperienze che noi abbiamo realizzato in 8 giorni, abbiamo presentato in 8 giorni. Quindi è stato un modo in realtà per lanciare un territorio, per lanciare le eccellenze di quel territorio. Considerate che questi camping sono stati promossi sulla rivista in 4 mesi, da quando è stato lanciato il tour e quindi abbiamo accolto le iscrizioni. Siamo arrivati a 20 camper, ma in realtà abbiamo ricevuto più di 100 richieste, quindi abbiamo una lista d'attesa di 100 camperisti. Ecco, qui alcune delle esperienze che abbiamo fatto vivere, vi racconto quelle più belle. Sicuramente a Castelvetrano abbiamo coinvolto una scuola che fa parte della nostra rete di scuole del Mediterraneo, di cui vi parlerò dopo, e l'Istituto Alberghiero ha offerto, i ragazzi hanno cucinato dei piatti tipici del territorio, i prodotti, gli ingredienti sono stati regalati dalle aziende del territorio, non aziende casuali, aziende che fanno parte della nostra rete con prodotti di qualità. E mentre pranzavano, le aziende hanno presentato i loro prodotti, li hanno presentati e poi vi garantisco che i camperisti hanno comprato tutto, anzi non è stato sufficiente, le aziende hanno dovuto tornare nelle aziende per recuperare altro materiale e portarlo perché la capacità di spesa del camperista è notevole. E poi incontri, ad Agrigento a darci il benvenuto è venuto il direttore del parco. Un direttore del parco, nonostante tutti gli impegni, Agrigento, sito UNESCO, l'architetto Parello è un direttore lungimirante che sta facendo delle cose bellissime in questo parco archeologico, eppure ha capito le potenzialità, l'importanza di questo tour e quindi è venuto e ha dato il benvenuto e ha raccontato anche con alcuni archeologi le ultime indagini che si stanno compiendo all'interno della Valle dei Templi. A Siracusa non siamo stati guidati da una guida tradizionale, ma da una giornalista che è anche archeologa, che vive a Siracusa e quindi l'itinerario che abbiamo, il trekking urbano che abbiamo proposto non è stato un qualcosa di tradizionale. Sì, certo, abbiamo raccontato la storia di Siracusa, però c'era un protagonista, c'era qualcuno che ha guidato in maniera esperienziale e ha raccontato il territorio. Presso l'Enoteca di Marsala abbiamo presentato le strade del vino, e quindi la connessione con un altro itinerario culturale del Consiglio d'Europa che è Itervitis e che passa per la Sicilia e che ha sede a Sambuca di Sicilia, un comune che condivide, è un crossroads di strade, quindi per Sambuca passano diversi itinerari culturali, tra cui Itervitis, quindi abbiamo presentato le eccellenze enologiche, in questo caso del Terre d'Occidente, quindi la strada del vino Terre d'Occidente, e un'azienda in particolare che è l'azienda Baia dei Fenici,
con cui abbiamo attivato un'attività di co-marketing, cioè per ogni bottiglia venduta dall'azienda Baia dei Fenici, tot centesimi vanno alla Rotta dei Fenici, quindi c'è un'azione di co-marketing, di comunicazione, noi promuoviamo loro e loro promuovono e fanno conoscere la Rotta dei Fenici. Connessione con realtà, soprattutto siti UNESCO, in Sicilia ci sono 7 siti UNESCO. Attraverso questo viaggio noi li abbiamo toccati tutti, dall'Etna ad Agrigento per arrivare a Cefalù e Palermo, e abbiamo concluso a Palermo, capitale italiana della cultura, Palermo di origine fenicia. Per fare tutto questo, com'è strutturata? Vi dicevo prima, è una rete di reti, cioè un contenitore di aggregazioni tecnico-operative di settore. Quindi noi all'interno abbiamo creato una rete di università, una rete di scuole del Mediterraneo, una rete dei musei del Mediterraneo, una rete di tour operators, una rete natura composta da parchi naturali, geoparchi, riserve UNESCO della biosfera. Però io potrei continuare, perché in realtà abbiamo anche una rete di giornalisti con cui abbiamo instaurato un rapporto di fiducia, e che ovviamente, se devono parlare di una certa destinazione e sanno che viene toccata da Rotta dei Fenici, ci chiamano, e quindi noi diamo delle indicazioni su che cosa promuovere. La rete delle università è stata creata dalle 6 università dalle quali provengono i 6 membri del nostro comitato scientifico. A livello di governance, come è strutturata la Rotta dei Fenici? C'è un presidente, in questo caso è il professor Giovanni Brizzi, ordinario di storia romana all'Università di Bologna, abbiamo un direttore, abbiamo un ufficio di presidenza composto da 4 deputazioni spagnole, la Camera di Commercio greca e 2 comuni italiani, Otranto e Sambuca di Sicilia. Poi abbiamo un comitato scientifico composto da 6 membri internazionali, uno per ogni università che vedete rappresentata qui sotto, dal Libano alla Croazia, dalla Spagna all'Italia, e poi abbiamo un comitato tecnico direttivo a supporto delle attività del comitato scientifico e a supporto delle attività dell'ufficio di direzione. Anche il comitato tecnico direttivo è composto da 6 membri internazionali che sono dei professionisti di eccellenza in un determinato settore, dagli eventi culturali alla comunicazione e via dicendo, al turismo, eccetera. La rete di scuole del Mediterraneo, abbiamo una 50ina di scuole che hanno aderito alla rete del Mediterraneo. Che cosa proponiamo loro? Beh, innanzitutto i viaggi dell'interculturalità, ma i viaggi dell'interculturalità passano attraverso i gemellaggi. Quindi noi proponiamo dei gemellaggi con 2 scuole. Qui vedete una scuola di Sousse in Tunisia che si è gemellata con una scuola di Castelvetrano in Sicilia. Perché? Perché la scuola di Castelvetrano studia arabo all'interno del liceo classico, la scuola tunisina studia italiano, quindi si iniziano a incontrarsi questi ragazzi coetanei tramite il web. Quindi noi forniamo una piattaforma in cui le scuole si possono incontrare a distanza. E poi si incontrano sul territorio, e quindi i ragazzi siciliani viaggiano in Sicilia, viaggiano in Tunisia, e i ragazzi tunisini viaggiano in Sicilia. E non è soltanto un viaggio, ma alcune scuole chiedono di dormire all'interno delle famiglie, provare l'attività di vita quotidiana, ma soprattutto sono i ragazzi che spiegano ai loro coetanei il patrimonio. Quindi sono i ragazzi di Castelvetrano che guidano i loro coetanei alla scoperta del sito archeologico di Selinunte. E questo parte attraverso un piano didattico che viene concordato con i docenti precedentemente, quindi delle attività che si fanno a scuola con i nostri educatori e che poi proseguono a livello di viaggi, quindi di incontro. Qui vedete altri esempi di viaggi dell'interculturalità, e mi piace inserire un esempio sardo. Nella rete delle scuole noi abbiamo delle scuole sarde, soprattutto della zona di Oristano. Questa è una scuola, l'Istituto De Castro di Terralba, che all'interno di un Erasmus Plus ha avviato tutto uno studio per capire la conoscenza, quanto è conosciuta la Rotta dei Fenici nel comprensorio di Oristano, e quest'anno la scuola ha proposto un'attività all'interno delle giornate del Mediterraneo antico, un'attività che noi promuoviamo in un lasso di tempo che va da aprile a maggio, in cui invitiamo tutti i nostri partner internazionali ad organizzare degli eventi che possono essere mostre, conferenze, viaggi e quant'altro, da inserire all'interno di questo contenitore che poi viene promosso attraverso tutti i canali anche europei.
Questa scuola ha proposto un'attività molto bella. I ragazzi, in collaborazione col Museo Civico di Cabras, hanno non solo studiato e appreso i reperti che sono contenuti all'interno del museo, ma hanno attivato un laboratorio informatico in cui hanno riprodotto attraverso delle scansioni e poi attraverso delle stampanti 3D alcuni reperti che poi sono stati donati al museo e che verranno utilizzati da turisti ipovedenti, non vedenti, comunque con delle, in questo caso quindi degli oggetti che possono essere utilizzati ad uno scopo sociale e anche turistico. La rete dei musei nel Mediterraneo, anche in questo caso la finalità, perché è una rete di musei? I grandi musei non hanno bisogno di tanta promozione, ma mettere in rete dei musei a livello mediterraneo può portare dei benefici, perché vedrete tra un po' un esempio. Innanzitutto possiamo creare delle mostre tematiche che viaggiano all'interno di questi musei, e poi il piccolo museo che fa fatica a comunicare, a promuoversi, a organizzare delle attività di formazione per i propri dipendenti, se fa parte di una rete può beneficiare, può trarre beneficio da una forma di comunicazione congiunta o da attività anche di formazione congiunta. Rete di tour operator che promuovono dei segmenti, dei prodotti, adesso li vediamo. Alla base c'è un sistema di qualità, come vi dicevo, quindi noi promuoviamo anche delle attività di formazione, dei seminari, dei corsi di formazione in tutto il Mediterraneo, appoggiandoci ai nostri partner locali, perché questo è fondamentale. I servizi devono essere omogenei in tutto l'itinerario. Le strategie. A livello di prodotti turistici è difficile vendere la Rotta dei Fenici come prodotto turistico così ampio, insomma, che abbraccia tutto il Mediterraneo. E allora quale può essere la strategia? Ragionare a livello di smart ways, quindi di piccoli segmenti che partono dal territorio. Quindi noi studiamo un determinato territorio, vediamo quali sono i bisogni di quel territorio e creiamo una strada locale. Quindi uniamo i vari attrattori, uniamo i soggetti, i stakeholder, li mettiamo in rete, e il punto di partenza è anche la creazione di centri di interpretazione del patrimonio, cioè dei centri, dei punti di incontro tra viaggiatori e comunità locali, basati ovviamente anche sulle nuove tecnologie, in cui far capire al viaggiatore che se va all'interno di questo centro di interpretazione a Ibiza, Ibiza fa parte di una rotta, di un itinerario culturale, quindi è un modo per raccontare che in realtà Ibiza fa parte di una rete internazionale. Raccontiamo la storia, raccontiamo la cultura generale, quindi partiamo dal generale e arriviamo al locale, glocalizzazione, ma nello stesso tempo diamo anche degli input all'interno di questi centri di interpretazione per scoprire il territorio locale e poi continuare a viaggiare sulla Rotta dei Fenici per scoprire le altre smart ways e gli altri centri di interpretazione del patrimonio. E quindi i prodotti turistici. In Spagna abbiamo più di 25 tra municipalità, junta regional, deputación, che credono. Anche la città autonoma di Melilla ha aderito alla Rotta dei Fenici, e proponiamo questi itinerari, questi prodotti. Proponiamo l'itinerario fenicio-punico, il cammino di Annibale, la via degli Iberi, o come citava prima l'amica di Maiorca, la via talaiotica. Ibiza e Fenicia. Ibiza vuole mutare, cambiare il proprio target di turisti, e Ibiza ha accolto la nostra seconda riunione dell'Assemblea della Rete Spagnola a novembre 2017. Ogni anno tutti i membri della Rete Spagnola si riuniscono in un determinato paese proprio per scambiarsi le buone pratiche e per vedere come creare delle attività congiunte che possono essere promosse attraverso fiere internazionali, attraverso canali di comunicazione, eccetera. Ibiza vuole cambiare strategia, vuole puntare sul turismo culturale, ha già creato un centro di interpretazione del patrimonio della Rotta dei Fenici in neanche un anno. Quindi vedete come davvero far parte di una rete internazionale può agevolare. E Pontevedra che subito dopo la riunione di Ibiza ha dichiarato, Pontevedra che si trova sull'Atlantico, sopra Santiago de Compostela per intenderci, sono stati
sono stati rinvenuti dei ritrovamenti fenici anche in quella zona e quindi anche Pontevedra vuole puntare sulla rotta dei Fenici e ospiterà la prossima riunione dell'Assemblea spagnola. La via del tonno, una via ruta dell'atun che nasce in Spagna ma che ora è diventato un progetto internazionale, la Tuna Route, che coinvolge anche, voi avete un'iniziativa simile di Carloforte, il comune di Carloforte ha aderito a questa iniziativa e quindi mi sembra una cosa molto importante perché anche qui partiamo dal paesaggio, dalle tradizioni antiche che possono diventare un prodotto turistico e essere rilanciate a livello internazionale. La Francia per noi significa un'associazione che raduna tutti i direttori dei musei del sud della Francia, quindi per noi il capofila è questa rete museale che promuove attività, principalmente mostre temporanee che viaggiano all'interno della rete legate alle antiche civiltà del Mediterraneo, ad Annibale, eccetera, eccetera. Abbiamo anche la rete degli Etruschi e anche qui la Sardegna si può unire a questa rete di Etruschi perché sono stati fatti dei ritrovamenti a Tavolara ma anche in altre zone. Il principio è nato tutto dal comune di Cortona, è stato il primo a aderire a questa rete, ma adesso abbiamo anche il Parco archeologico di Baratti e Populonia che sta avviando tutta una serie di iniziative molto belle legate anche all'aspetto sostenibile e al turismo lento. E new entry, proprio gli ultimi comuni che hanno aderito, l'isola d'Elba, dove faremo un camper tour weekend a ottobre proprio alla scoperta del patrimonio etrusco dell'isola d'Elba, ma sotto forma di turismo attivo. Quindi proporremo, perché vogliamo raggiungere un target più basso di camperisti, quindi un target giovane, e quindi attivare anche delle forme di turismo più sportivo attraverso questa proposta. Il cammino di Annibale, dicevo, la difficoltà è vendere un prodotto, creare un prodotto. La via Francigena è facile, tra virgolette, da vendere perché ha un itinerario percorribile a piedi, no? Che si può percorrere a piedi, in bicicletta e quant'altro. Allora noi ci siamo inventati il cammino di Annibale. Il cammino di Annibale nasce da un'idea totalmente fondata sulla valorizzazione del patrimonio immateriale e parte da un piccolo comune, Tuoro sul Trasimeno, piccolo comune di pochi abitanti, perché a Tuoro sul Trasimeno ovviamente è stata compiuta la famosa battaglia del Trasimeno del 217 a.C. Ecco, il paesaggio di Tuoro, quello della battaglia del Trasimeno, è rimasto tale quale all'epoca. I turisti olandesi, i turisti tedeschi viaggiavano alla ricerca dei luoghi della battaglia del Trasimeno, partivano con i libri e andavano proprio a cercare il circuito annibalico e a visitare tutti quei luoghi che oggi si possono riscoprire attraverso i toponimi o attraverso la lettura del paesaggio, perché è un paesaggio che è rimasto tale quale ad allora. E allora lì l'idea di creare un circuito turistico l'abbiamo fatto a Tuoro. Oggi è possibile percorrere il circuito annibalico in 12 tappe che ruota attorno al lago e vedere tutte le fasi della battaglia, raccontate attraverso dei pannelli esplicativi, raccontate attraverso un'app multimediale dove si scaricano le tracce GPS e si possono percorrere in bicicletta piuttosto che a cavallo. Da lì però l'idea è stata quella di coinvolgere anche altri paesi che stavano lavorando sul cammino di Annibale, in Spagna soprattutto, ma anche la battaglia di Zama in Tunisia. Quindi da lì stiamo cercando di creare una rete. Piacenza si è già proposta per fare capofila di questa rete internazionale sul cammino di Annibale. Cammino di Annibale, rete territoriale, rete di musei, abbiamo dato vita a questa iniziativa, una mostra itinerante lungo il cammino di Annibale, partita nel 2016 in Puglia, inizio 2017 Calabria, Museo archeologico di Crotone, 2018 inaugurata pochi giorni fa in Campania, Museo archeologico dell'Antica Capua, a settembre stiamo lavorando a una grande mostra su Annibale a Piacenza e già i musei del sud della Francia, la nostra rete francese, ci chiede questa mostra. La mostra è un format che viaggia, quindi ci sono delle caratteristiche comuni che si mantengono e quindi anche il fatto di avvicinarsi alle comunità locali, di permettere a tutti senza spostarsi, perché è la mostra che viaggia, non è il viaggiatore che deve per forza spostarsi, ma qui è
In primo luogo coinvolgere le comunità locali e i paesi limitrofi, però poi dimostrare appunto l'esistenza di questo itinerario attraverso una mostra che viene poi calata nella realtà locale. Quindi è ovvio che nella mostra di Capua noi andiamo a parlare dei momenti in cui Annibale è a Capua e che cosa fa a Capua, quindi viene sempre calata nel contesto locale, però con una visione internazionale. Un'altra iniziativa nuova di quest'anno è un festival del dialogo interculturale sulla rotta dei Fenici, che partirà a luglio in Sicilia, ma poi viaggerà a Gerico, Malta, Francia, Isola d'Elba, Meliglia. Questo festival parlerà del dialogo interculturale, ma sotto forme diverse. Ad esempio, alla Valletta parleremo della letteratura nel Mediterraneo, antica e moderna. A Marsiglia verrà focalizzato un focus sulla pedagogia del patrimonio. A ottobre all'Isola d'Elba parleremo della gastronomia delle isole del Mediterraneo, quindi le isole che fanno parte della nostra rete potranno partecipare e mostrare le loro peculiarità gastronomiche. E Meliglia invece punterà tutto sulla creatività, coniugando moda, letteratura, veramente sarà un exploit di creatività in questa porta sul Mediterraneo quale è Meliglia. A livello di strategie, siamo stati inseriti da un accordo tra Consiglio d'Europa e Unione Europea, nasce questo progetto, Roots for You Project, che punta ad utilizzare gli itinerari culturali come strategie di valorizzazione a livello macro-territoriale. Roots for You si focalizza su 4 aree macro-regioni, che sono la regione Baltica, la regione Adriatico-Ionica, la regione Alpina. Noi siamo stati inseriti ovviamente all'interno della strategia EUSAIR, quindi la zona principalmente adriatico-ionica, perché noi siamo in Croazia, siamo in Grecia, siamo in Puglia e siamo in Sicilia. E quindi siamo stati inseriti, parteciperemo al primo incontro a Venezia, che si terrà il 7 giugno, proprio per vedere come rilanciare questa zona puntando sugli itinerari culturali, quindi creando delle connessioni e sviluppare delle proposte di turismo sostenibile e quindi delle ricadute economiche in quest'area. La Sardegna. La Sardegna all'inizio ha creduto nel 2007, questo l'ho preso pochi giorni fa dal sito ancora attivo della regione Sardegna. La Sardegna ha creduto nella rotta dei Fenici e lo ha sostenuto subito insieme alla regione Sicilia. Nel 2016 erano 16 comuni, 16 siti, quindi alle spalle 16 municipalità, che avevano aderito alla nostra rete. Poi cosa è successo? No, in realtà Pula nel 2013 ha ospitato la nostra assemblea generale, un grande evento. In una settimana noi abbiamo organizzato seminari, esposizioni, forum, laboratori, meeting, quindi un grande evento e la regione è stata presente. Poi dopo il 2013 purtroppo è mancato l'istituzione, quindi da un punto di vista istituzionale sono cambiate le amministrazioni e purtroppo è svanito. Ma noi abbiamo continuato a pensare alla Sardegna e a lavorare in Sardegna con gli operatori privati e quindi in realtà noi abbiamo delle collaborazioni attive con delle centro guide turistiche, con i gestori di siti archeologici, con dei tour operator, principalmente 2 tour operator nostri, che fanno parte della nostra rete, lavorano sul mercato tedesco e portano dei gruppi in Sardegna, dei gruppi che, guardate le cifre, da 20 gruppi nel 2013 sono diventati 247 gruppi nel 2017, superate le 35.000 presenze. Il 60% dei gruppi visitano il nord della Sardegna, tra i siti più visitati Tarros, Nora, Varumini. Sono legati a pacchetti di una settimana, sono ancora legati ad un tipo di turismo culturale tradizionale. Manca ancora l'aspetto creativo ed esperienziale che invece abbiamo già avviato da tempo in Sicilia, in Spagna, in altre zone. In Sardegna manca ancora, quindi è un approccio ancora di tipo tradizionale. Ma la Sardegna è stata anche oggetto di studio. Con l'Università di Parma abbiamo attivato uno studio legato alla gastronomia nel mondo antico, quindi si era studiata la gastronomia della Sardegna nell'antichità.
Poi anche qui purtroppo la Sardegna non ha dato seguito. Con le isole Baleari siamo andati avanti e proprio l'anno scorso a Ibiza è stato fatto questa settimana in cui tutti i ristoranti di Ibiza per una settimana hanno proposto piatti gastronomici con origini antiche reinterpretati dagli chef attuali, quindi riattualizzati. Quindi sia i turisti sia gli abitanti hanno potuto scoprire questi sapori e conoscere anche la storia e partecipare anche delle attività di show cooking. Quindi hanno potuto preparare i piatti con i cuochi affiancati da degli archeologi che spiegavano anche le origini antiche di quei piatti. Ma in Sardegna noi abbiamo anche un bellissimo partner, ho visto la pubblicità anche qui in università, che è Seaways, forse qualcuno di voi lo conosce, questo operatore privato, è una start-up che vuole migliorare il turismo nautico in Italia. In realtà loro lavorano anche in Slovenia, in Grecia e in Croazia. E che cosa fanno? Loro, vedete qua, loro lavorano principalmente nel nord della Sardegna e si rivolgono agli armatori, vogliono far conoscere tutto ciò che sta dietro il porto, le eccellenze dell'entroterra sardo, le peculiarità. Quindi propongono all'armatore che arriva nel porto delle attività di tipo turistico esperienziale, vengono affiancati da una persona dedicata che parla ovviamente inglese o altre lingue, che ha a disposizione gratuitamente per preparare, confezionare agli armatori delle esperienze particolari. Dove si basa il business? Non vengono chieste delle commissioni agli armatori, ma vengono richieste agli operatori che fanno parte di questa rete. Quindi il business si basa sulle commissioni richieste agli operatori e non al cliente finale. Turismo nautico, 2 iniziative che stanno partendo. Mediterranea, una crociera turistica culturale. Partirà il 26 maggio da Trapani e noi l'abbiamo inserita tra le nostre attività, quindi siamo sponsor di questa iniziativa. E l'abbiamo, grazie a noi, è stata inserita all'interno delle iniziative dell'anno europeo del patrimonio culturale e viaggerà anche in Sardegna e ogni tappa, loro stanno facendo una bellissima promozione su tutti i canali social ma anche a livello di comunicazione generale. Quando questa barca, che vedete qui, fa tappa nei vari porti, non si limita ad arrivare, ma sulla barca saliranno scrittori, saliranno attori, saliranno personaggi di cultura particolarmente importanti che racconteranno i luoghi lungo la rotta dei Fenici e lo faranno in tutto il Mediterraneo. Questo è il viaggio del 2018, ma già stiamo pensando al 2019, quindi si proietta a livello su più anni. Abbiamo anche 33 isole. Lucio, un navigatore in solitaria che sta compiendo il periplo dell'Italia andando a scoprire le isole minori italiane, tutte le isole minori italiane. Il primo 4 giugno saranno la Maddalena, Sant'Antioco, San Pietro, anche qui San Lucio. Questa iniziativa noi l'abbiamo sovvenzionata, l'abbiamo aiutata attraverso un co-marketing e una raccolta fondi. E lui racconta, anche qui attraverso i social, dove arriva, viene ospitato da una struttura alberghiera, quindi è il pretesto per parlare di quella struttura alberghiera, fare promozione, ma anche parlare dei prodotti, parlare di come si vive su un'isola, quali sono le problematiche, quali sono davvero tantissimi aspetti culturali delle piccole isole italiane. E anche qui c'è già l'idea l'anno prossimo di farlo a livello mediterraneo. Comunicazione in Sardegna, noi abbiamo un rapporto insomma, di stima e di costruttivo realizzato negli anni con Osvaldo Bevilacqua e con la sua trasmissione. Adesso non è più lui a condurre Sereno Variabile, ma lo ha fatto per molto tempo. Ecco, qui ho sottolineato il 17 giugno, questo è il nostro direttore, questa è la Sardegna, quindi noi abbiamo, con Osvaldo Bevilacqua, abbiamo realizzato una puntata di Sereno Variabile, ma anche il libro, all'interno di questo libro uscito nel 2017 si parla della rotta dei Fenici e c'è il capitolo sulla Sardegna. Ma penso anche pochi mesi fa è andata in onda su Rai Storia, all'interno della serie Italia Viaggio nella Bellezza, la Sardegna punica, fenicio-punica e nuragica. Noi abbiamo seguito la consulenza scientifica di Rai Storia, quindi una comunicazione che prosegue.
Progetto All Tourist, questo è un progetto Erasmus Plus che abbiamo attivo con questi partner internazionali, Università di Caen capofila, Adesper, Spagna, Rotta dei Fenici, OITS, che in realtà OITS fa parte della nostra rete, per noi è una rete trasversale della Rotta dei Fenici, che è l'Organizzazione Internazionale di Turismo Sociale, e la Sixali Estonia. Qual è lo scopo di questo progetto? È di creare una nuova figura professionale, un operatore di turismo sociale. E quindi questo progetto di 2 anni, che finirà alla fine di quest'anno, sarà proprio quello di formare, di produrre le basi metodologiche per far sì che questa professione venga poi inserita all'interno di corsi professionali in tutta Europa. Abbiamo i nostri canali online e offline, ovviamente siamo sul sito del Consiglio d'Europa, abbiamo i social network e quant'altro, quindi vi invito a scoprire di più sulla Rotta dei Fenici, ovviamente io sono a disposizione, ma quello che mi preme e che spero di aver lanciato è questa frase con cui concludo: l'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi. Non dobbiamo inventare nulla di nuovo, ma dobbiamo partire dalle peculiarità del territorio, trovare delle modalità nuove per raccontarlo, promuoverlo e valorizzarlo, perché è questo il fondamento di un'esperienza anche turistica e creativa. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.